Pisano! Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Ma guarda Franco, Ciao Elena. tu ci porti sempre delle storie fantastiche, delle chicche proprio della storia della canzone italiana. Ma tu sai che io sono molto affezionato a Mille Voci perché un paio d'anni fa proprio scelsi questa trasmissione perché pur essendo in televisione non hai i tempi televisivi. Che non è poco. Oggi in televisione devi massimo fare ascoltare 30 secondi, un minuto, perché subito deve succedere non gli danno qualcos'altro. l'importanza che merita. Ecco, e quindi quando Gianni Turco mi ha chiamato per dirmi allora quest'anno vieni, ho detto guarda quest'anno forse ho una cosa in anteprima da portarti, e quando gli ho raccontato di cosa si trattava ne è rimasto affascinato. Quindi grazie anche grazie a Gianni. Lo spazio è dedicato a come le storie delle canzoni siano sempre e comunque diverse e speciali. È vero, Franco? Beh, la storia di questa canzone avete sentito, esatto. Ha dell'incredibile, perché praticamente ha cominciato a essere partorita l'idea, ma forse a metà anni 70 dal grande Mario Panzeri. Poi questi miei collaboratori, questi miei amici Grottoli e Vaschetti cercavano qualcuno con cui cominciare e continuare a portare avanti il loro estro, certo. No, proprio il loro estro in generale, al di là di questa canzone. E quindi hanno cominciato a scrivere delle canzoni loro tre, e nei loro incontri Panzeri raccontò che aveva un'idea che gli sarebbe piaciuto che diventasse una sorta di commedia musicale. Loro lo hanno aiutato a scrivere la musica, e pensa che ci siamo ritrovati a metà agosto del 1997 insieme a Grottoli e Vaschetti, sai perché? Perché stavamo festeggiando il fatto che allo Zecchino d'Oro ci avevano preso una canzone che poi adesso è diventato un cut, che è il Catalicammello. No dai Franco, davvero, bellissimo! Per lo Zecchino d'Oro. Esatto, allora stavamo festeggiando questo fatto, e quando a Vaschetti prese la chitarra, e sai, il vino aiuta sempre a far tornare la memoria, certo. Ho detto, ma senti, questa canzone è rimasta un po' incompiuta, così io mi sono commosso all'idea. Ho finito di getto la musica e anche il testo del ritornello di questa canzone, e allora avevo bisogno, come ho detto, però di porgerlo a qualcuno che fosse più vicino a Roma possibile. Claudio Zitti era in tournée con me, dopo essere stato in tournée con Ron, con Fiorella Mannoia, con Luca Barbarossa. Gli fece ascoltare il pezzo, si commosse e ha detto guarda, l'ideale sarebbe farlo cantare a tantissime voci, non 1000 voci come prima, magari a 7 voci, 7 re di Roma. Allora ho detto sai chi ci vorrebbe per fare il provino? E mi è venuto in mente un amico comune mio e di Claudio, che è un grande autore ed è un grande cantante, che è Gianfranco Fino. Ma la cosa forte è che Gianfranco Fino l'ho invitato a venire qui ed è arrivato. Dai! Gianfranco Fino a 1000 voci! Bravissimo! Ma che bello, piacere Gianfranco! Enchanté! Siediti Gianfranco, siediti, noi rimaniamo in mezzo a voi, guarda. Traggo il seggio a voi. Sì, dai, rimaniamo in mezzo a voi. Ma che bella questa cosa. Dai, e allora poi come si è sviluppata la situazione? Si è sviluppata che c'era bisogno di fare una voce guida. E allora la cosa ideale era chiamare qualcuno che potesse cantare questa canzone con varie voci diverse. Allora noi avevamo pensato ad Alberto Sordi. Ma non poteva cantarla Alberto, perché è una cosa complicata. Posso lasciare Roma senza baciare una romana. È preoccupante, vero? Fammi vederlo. E più che lo so. Ecco, poi avevamo pensato anche a un amico grande di Nino Manfredi, che era Lino Banfi. Ma non potevo fare caro Barese, giusto? Neanche proprio di Canaus, che è una cosa complicata. E la cosa diventa preoccuposa, perché è proprio si scopre l'inghippo, poi si capisce che non sono romani. Fa anche lo stappo. Sì, la voce di Manfredi in realtà non la fece. Sai perché? Perché, come ha detto Claudio nel filmato, Nino Manfredi aveva chiamato il giorno dopo che aveva ricevuto la cassetta del provino originale e disse ma questa canzone è un capolavoro. È un capolavoro. E la andò a cantare a casa di Claudio. Praticamente poteva essere l'estate del 99 mi sembra. Sì, ci fu un piccolo incontro a casa sua all'Aventino. Esatto, lì lui si innamorò di questa cosa, e qui si chiude la prima parte di questa storia.
provarono a farla ascoltare a tantissimi discografici, alcuni ci sono ancora oggi, alcuni quei discografici non ci sono più, che rifiutarono perché sostenevano che questa canzone fosse troppo antica. Però fosse Franco, facciamo una postilla, molto spesso i discografici sbagliano. Vabbè, ma comunque sia, la cosa invece la cosa meravigliosa è che durante una finale di una rassegna dedicata al cinema d'autore, Erminia Manfredi era presidente di giuria e tra gli organizzatori c'era Cristiano Di Callisto, sì, che conosceva, oltre che Gianfranco, me, insomma, la storia di questa canzone, gliela fece, insomma, gliene diede notizie. Lei non l'aveva mai ascoltata, pensa, anche se Nino l'aveva cantata, lei non l'aveva mai sentita. Mi telefonò e allora in quel momento abbiamo deciso di fare quelle cose che oggi con la tecnologia si possono riuscire a fare, cioè abbiamo recuperato dal nastro la voce di Nino Manfredi e sopra gli abbiamo fatto un grande arrangiamento con un'orchestra incredibile che avete visto nel filmato. E questa canzone quest'anno, in occasione dei 10 anni della scomparsa di Nino, è stata la colonna sonora di una mostra a lui dedicata. Grazie alla moglie. Sì, grazie Erminia. Grazie alla moglie anche. La mia speranza, naturalmente poi la produzione di questa canzone è avvenuta anche grazie a Gianna Bigazzi, alla GB Music, e la nostra speranza è quella che qualcuno se ne accorga di questo piccolo capolavoro che era nascosto, che adesso non lo è più, anzi in questi giorni potete anche sentirla interamente in un filmato che stiamo preparando, perché purtroppo non ci sono testimonianze video di quella registrazione, allora non c'erano i telefonini. No, beh, figurati. Così, insomma, sì, però c'erano. Non è male questa idea, che rimanga comunque una chicca, capito? Che non è ma male. Io vi invito proprio ad ascoltarlo, perché poi nella parte finale Nino dice proprio, che vedevo dice, io vi saluto, se vedemo nel terzo millennio e se non se vedemo fate che sia per colpa vostra. Bellissimo. Però guarda, Felix, Elena, Franco diciamo, ha sempre, guarda, tutte le volte che consigli, lui ha delle chicche, non è mai scontato, è sempre, sei un grande amico, sei Franco, amico nostro e amico della musica. E di mille voci, di mille voci. Grazie a Franco Fasano Grazie. e al tuo ospite meraviglioso e simpatico. Grazie. State qui perché ci raggiungono tutti gli amici partecipanti a questa puntata, venite ragazzi, venite che facciamo tutti insieme la sigla. Volevo anche dire solo di Gianfranco Fino, che ha partecipato anche al nostro videoclip La La La. È stato il mio stilista e quindi ho scelto bene anch'io. Ho scelto bene. Ma lanciamo la sigla, grazie a Gianni Turco per la regia e per la maestria di questa nuova edizione di Mille Voci 2015, il Satiricon di Aprilia. Ci vediamo fra qualche giorno, non mancherà tanto. Vai, Mille sigla, voci, Gianni Trudi! Gianni Trudi! Io canto perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino.